Dopo Trieste anche Udine e Pordenone si preparano a varare limitazioni per i cortei in città. Il sindaco di Udine Fontanini punta a salvaguardare Piazza Libertà, domani le decisioni del collega Ciriani. 4 morti, contagi ancora in salita, terapie intensive con l'occupazione più alta in Italia da parte di pazienti Covid. Il vicepresidente della Regione Riccardi ha fatto il punto con le aziende sanitarie per la riorganizzazione degli ospedali. La Corte dei Conti ha condannato Emanuele Petrillo, l'infermiera accusata di finte vaccinazioni a centinaia di bambini di Friuli e Veneto. A risarcire l'azienda sanitaria del Friuli Centrale dovrà pagare 550.000 euro. Governo, Friuli, Venezia Giulia e Veneto si impegnano in un'azione unica e univoca a tutela del prosecco contro le pretese della Croazia. Oggi incontro a Venezia con il sottosegretario alle politiche agricole Centinaio. La decisione sul tecnico dell'Udinese Gotti arriverà in base al risultato con il Sassuolo. Lo stesso accade nel 2017 quando Del Neri era in bilico. Lui vinse e si salvò, venendo però esonerato 3 giornate dopo. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. La maggioranza silenziosa comincia a far sentire la propria voce e la nostra regione dà il là a livello nazionale alle iniziative per limitare le manifestazioni organizzate in tutto il paese contro le misure imposte dal governo per contrastare la pandemia. Petizioni su change.org, appelli diretti ai manifestanti, decreti delle autorità. Dopo le contromisure adottate in Friuli Venezia Giulia, sono diverse le città italiane che si stanno attivando per chiedere o imporre limiti ai cortei non Green Pass. Le preoccupazioni per gli effetti di queste proteste sulla curva dei contagi, ma anche il timore per le ripercussioni economiche, in particolare sulle attività commerciali in vista delle festività natalizie, sono all'origine di diverse prese di posizioni di sindaci, associazioni di categoria e non solo. Per quanto riguarda la nostra regione, oggi è Udine a prendere posizione con il sindaco Pietro Fontanini, intenzionato a vietare i cortei in Piazza Libertà. Domani sarà la volta di Pordenone con la riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Intanto è stato pubblicato il decreto firmato dal prefetto di Trieste, Valerio Valenti, che blocca fino al 31 dicembre le manifestazioni in Piazza Unità d'Italia. E come detto si riunirà domani o giovedì il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Provinciale che appunto stabilirà le linee da adottare dopo i numerosi cortei svolti anche a Udine, ma il sindaco Fontanini questa mattina si è incontrato con il Presidente della Regione Fedriga e il prefetto Marchesiello proprio per chiedere di impedire l'arrivo dei cortei, in particolare in Piazza Libertà. Stop a cortei in Piazza Libertà Udine. Questa è la proposta suggerita dal sindaco Pietro Fontanini durante l'incontro con il presidente della regione Fedriga e il prefetto Marchesiello. Le manifestazioni potranno tenersi in Zardin Gran solamente dopo Santa Caterina. Si riunirà probabilmente domani o dopodomani, vediamo i tempi che il prefetto deterrà, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Provinciale. Io ho chiesto di impedire l'arrivo dei cortei qui in Piazza Libertà perché è una piazza molto delicata, è piccola, non riesce a contenere le persone, anche poi ci sono dei dislivelli, ci sono delle statue, c'è un insieme di questioni molto delicate. Allora fermare i cortei invece in Piazza Primo Maggio. Piazza Primo Maggio è una piazza molto grande, le persone possono liberamente esprimere le proprie idee, le proprie opinioni all'interno di quello spazio e non arrivare in Piazza Libertà, ripeto, in un luogo piccolo, attraversando tra l'altro strade molto strette come via Manin o via Vittorio Veneto. Anche se Piazza Primo Maggio ora si trova in Luna Park. Sì, adesso c'è il Luna Park in questo momento, quindi probabilmente per chi vorrà fare manifestazioni, non so, in questi 15 giorni ancora che c'è il Luna Park, troveremo un'altra soluzione. Io pensavo anche alla zona dello stadio, dove ci sono ampi parcheggi e ampi spazi in cui la gente può riunirsi e ascoltare le posizioni, i discorsi dei vari esponenti che portano avanti le loro posizioni. 4 morti, contagi ancora in salita e terapie intensive con l'occupazione più alta in Italia da parte di pazienti Covid. Il vicepresidente della Regione, Riccardo Riccardi, ha fatto il punto con le aziende sanitarie proprio per la riorganizzazione degli ospedali.
4 vittime, 161 nuovi contagi e la percentuale più elevata in Italia di posti letto occupati nelle terapie intensive da pazienti Covid. Il bollettino quotidiano conferma previsioni e preoccupazioni espresse nei giorni scorsi sull'evoluzione della pandemia in Friuli Venezia Giulia e si corre ai ripari con la riorganizzazione degli ospedali in regione. Il Friuli Venezia Giulia in 2 settimane è passato dal 4 al 10% di occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva. È stato dunque toccato il valore limite, il cui superamento rappresenta uno dei parametri per il passaggio in zona gialla. L'altro è l'occupazione al 15% dei posti letto nelle aree mediche. Attualmente in regione siamo al 6%. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1667 tamponi molecolari sono stati rilevati 144 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'8,64%. Sono inoltre 6.459 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 16 casi, lo 0,25%. 4, come detto, le vittime. In ospedale a Trieste sono morti una donna di 68 anni e un uomo di 80. È spirata anche una 74enne di Azzano Decimo al nosocomio di Pordenone ed una 76enne di Fiume Veneto al Santa Maria della Misericordia di Udine. I ricoveri in terapia intensiva scendono da 18 a 17, mentre salgono a 79 i pazienti accolti in altri reparti. Di fronte alla ripresa dei contagi, stiamo ponendo necessariamente mano ad un piano che tenga conto dell'aumento del fabbisogno di pazienti trattati per Covid in terapia intensiva e non nelle strutture sanitarie del Friuli Venezia Giulia, afferma il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi. Lavoriamo sui dati di oggi e sulle possibili proiezioni, prosegue, che ci richiederebbero di ridisegnare di nuovo le attività ospedaliere, comprimendo altre attività come è accaduto in precedenti fasi della pandemia. Il vicegovernatore oggi ha raccolto tutte le indicazioni delle aziende sanitarie, delle IRCS del Friuli Venezia Giulia, in preparazione appunto di una manovra di riorganizzazione delle strutture. E sono oltre 200 i bambini in quarantena a Codroipo per un focolaio di Covid partito da una bambina della scuola materna, tra gli istituti coinvolti nell'attività di contact tracing. Sotto controllo il focolaio di Covid che si è sviluppato nel polo educativo delle scuole di Codroipo. Sono 11 le classi coinvolte, oltre 200 i bambini che dovranno essere vagliati in queste giornate, però quello che ci interessava era A, non creare assolutamente panico, B, garantire la massima sicurezza. Infatti questa misura, che può sembrare drastica, ma drastica non è, segue a alcune chiusure di diverse classi che si sono registrate nel territorio, sia delle scuole dell'infanzia, mi riferisco a via Politi, dove i piccoli e i medi sono stati posti in quarantena. Oggi, per dire, rientrano i grandi che lo erano già stati messi in quarantena nei giorni scorsi, e altre classi delle elementari del plesso di via Friuli, sempre della Fabris, e 2 classi delle medie sono a oggi in quarantena. Il primo caso positivo si è rilevato in una bimba il 19 di ottobre. In seguito a questa positività sono stati fatti i tamponi in tutti i suoi contatti. L'attività di contact tracing ha rilevato la presenza poi di altri contatti di questa bambina. I bimbi hanno fratellini che frequentano classi della stessa scuola o di altre scuole, quindi appunto l'attività si è diramata e sono state coinvolte altre 2 scuole primarie e una scuola secondaria del Codroipese. La Corte dei Conti ha condannato Emanuela Petrillo a pagare 550.000 euro a favore dell'ASUFC. Continua invece il processo penale. La 35enne è accusata di non aver vaccinato centinaia di bambini tra Friuli e Veneto. Prima condanna, ma in sede amministrativa, per Emanuela Petrillo, l'operatrice sanitaria trevigiana accusata di non aver inoculato vaccini a centinaia di bambini tra Friuli Venezia Giulia e Veneto. La 35enne, che si è sempre dichiarata innocente, dovrà pagare 550.000 euro a favore dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Lo ha stabilito la sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia della Corte dei Conti. Petrillo è stata anche condannata al pagamento a favore dello Stato delle spese di giustizia di 583 euro.
La sentenza arriva mentre si sta svolgendo il processo penale nei suoi confronti nel Tribunale di Udine, la cui udienza prossima è stata fissata per metà dicembre. Petrillo è accusata di aver finto di vaccinare centinaia di bambini tra Treviso, Udine e Codroipo. Si è costituita parte civile nel procedimento anche la ASL di Treviso. Nel caso, in sede penale, a conclusione dei 3 gradi di giudizio, la Petrillo venisse riconosciuta innocente, la condanna della Corte dei Conti non avrà più valore. Ha cambiato definitivamente volto il piazzale della stazione dei treni di Udine e con esso cambia e migliora anche l'immagine del suo quartiere, ovvero Borgo Stazione. Sono infatti terminati i lavori che hanno visto il rifacimento dello slargo di Viale Europa Unita finalmente messo in sicurezza. Ha cambiato definitivamente look il piazzale della stazione dei treni di Udine. Il cantiere di Viale Europa Unita, partito il 12 maggio scorso, è stato chiuso lo scorso fine settimana, in leggero ritardo sul cronoprogramma che prevedeva il termine dei lavori a fine estate. La piazza è stata messa in sicurezza una volta per tutte. I pedoni ora possono attraversare con più tranquillità le strisce pedonali di Viale Europa. Questo soprattutto grazie alla creazione di un unico grande corridoio pedonale rialzato e illuminato, messo in evidenza con segnali luminosi, semafori, una segnaletica orizzontale migliorata e ben visibile di un percorso tattilo plantare per i non vedenti. Con il rifacimento è stata migliorata anche la viabilità del piazzale attraverso la creazione di corsie speciali dedicate esclusivamente al transito degli autobus, all'uscita dei taxi e alla sosta alla fermata di corriere e mezzi pubblici. Il risultato è davvero sorprendente. Al momento manca solo l'attivazione di nuovi semafori dotati di pulsantiera a chiamata, ma a breve saranno posti in funzione anche quelli. Un risultato che sarà sicuramente apprezzato dai cittadini in generale, ma in particolar modo dai passeggeri dei bus e dai viaggiatori diretti o in uscita dalla stazione. Quel che è più importante è stato mettere in sicurezza le migliaia di studenti e viaggiatori che ogni giorno utilizzano i servizi della zona di Borgo Stazione. Il costo totale dell'opera si aggira intorno ai 300.000 euro. Le novità del dettaglio sono le seguenti. L'area prospiciente la stazione è stata pavimentata con cubetti di porfido. Il lato destro, guardando la stazione, è stato riservato ai taxi, mentre quello sinistro ai mezzi di soccorso. Rinnovata la banchina posta al centro strada, che ora è utilizzata anche come fermata per gli autobus. La Giunta Comunale di Udine ha confermato lo stanziamento di 560.000 euro per il Teatro Nuovo Giovani da Udine, già previsto in sede di bilancio, ma il Comune ha voluto aggiungere altri 10.000 euro per la valorizzazione dell'attività di divulgazione, di promozione, produzione prevista in questa stagione dalla Fondazione. Un investimento che va a vantaggio della cultura cittadina per valorizzare l'attività di produzione ma anche di divulgazione della Fondazione Teatro Nuovo Giovani da Udine, lo conferma l'assessore alla cultura Fabrizio Cigolotto. E avevamo già previsto la quota di 560.000 euro anche per quest'anno, già quando abbiamo approvato in sede di assemblea della Fondazione del Teatro Nuovo il bilancio preventivo di quest'anno. Oggi la Giunta conferma lo stanziamento, che peraltro è nella stessa misura dell'anno scorso, però nonostante tutte le limitazioni crediamo che sia un investimento a vantaggio della cultura cittadina che vada perciò confermato, ma poi c'è una piccola aggiunta perché quest'anno il Teatro Nuovo ha deciso di cimentarsi nella produzione di un'opera lirica, Le nozze di Figaro di Mozart. Abbiamo voluto dare anche un contributo 10.000 euro, però significativo io credo, perché vogliamo sia valorizzare l'attività di produzione della Fondazione del Teatro Nuovo, sia l'attività di divulgazione. Un leggero movimento tellurico è stato registrato all'1:16 di questa notte in Slovenia. La scossa di magnitudo 2,5 Richter ha avuto epicentro a 1 chilometro sud-ovest da Ruvd, esattamente a 41 km da Monrupino, e non è escluso possa essere stato avvertito nella Venezia Giulia, nonostante la tarda ora. Non si segnalano danni a cose o a persone. Governo, Friuli, Venezia Giulia e Veneto si impegnano in un'azione unica e univoca a tutela del prosecco contro le pretese della Croazia. Oggi incontro a Venezia con il sottosegretario alle politiche agricole Centinaio. La nostra sarà un'opposizione di sostanza, non solo formale, che proseguirà in tutte le sedi opportune. Così l'assessore regionale alle risorse agroalimentari Stefano Zannier commenta la decisione di Friuli, Venezia Giulia, Veneto e Governo di intraprendere un'azione coordinata, anche con altri paesi europei che abbiano una visione condivisa, sulla tutela del prosecco rispetto alle pretese del Prosek croato.
Abbiamo lavorato sodo e all'unisono nella task force per mettere a punto l'opposizione dell'Italia. Sono fiducioso che vinceremo e non abbasseremo la guardia fino al risultato finale. Questo il commento del sottosegretario alle politiche agricole Gianmarco Centinaio, che oggi a Venezia ha incontrato i rappresentanti delle regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto, dei consorzi di tutela e delle associazioni di categoria. Un incontro determinante sia per la modalità inusuale, ovvero Ministero e due regioni che lavorano assieme sulla produzione di una opposizione rispetto alla tematica legata al Prosek, ma più di tutto il tema vero in discussione che andrà posto nelle sedi europee è se la tutela delle denominazioni, sulla quale si basa un principio fondante dell'Unione Europea legato a, voglio ricordarlo, la tutela dei consumatori, dando delle definizioni chiare e inequivocabili, possa essere messo in discussione attraverso le menzioni tradizionali, che di fatto richiamano nomi e denominazioni assolutamente omologhe e creano una confusione che non può trovare ragione di esistere. Per cui su questo tema la visione è unica e univoca, ci sarà un'azione coordinata anche con altri paesi europei che la pensano assolutamente come noi e di sicuro non sarà un'opposizione solo formale ma di sostanze che continuerà in tutte le sedi opportune. Entro il 21 novembre lo Stato e le regioni Friuli, Venezia Giulia e Veneto depositeranno le opposizioni al riconoscimento della menzione tradizionale al Prosek. Lo stesso faranno consorzi di tutela e associazioni di settore. La Croazia avrà 60 giorni di tempo per presentare eventuali controdeduzioni, poi la Commissione europea deciderà. Con la pioggia e il maltempo di questa notte è arrivata anche la neve in alta quota, diverse le cime imbiancate in regione, dalle Dolomiti Friulane alle Alpi Giulie. La neve è apparsa nelle cime che sovrastano Sappada, Forni di Sopra, Ravascletto e Selanevea. Le montagne più note della regione si sono già vestite con l'abito d'inverno, tra queste il Canin, lo Zoncolagno e ovviamente l'Ussari, che potete vedere in questo video realizzato dalla webcam di Promo Turismo. È in programma per domani la visita del Presidente Mattarella tra Aquileia e Re di Puglia per le celebrazioni del centenario del Milite Ignoto, e nell'occasione la Cineteca del Friuli consegnerà al Presidente una copia di Le vie della gloria che contiene i filmati restaurati girati un secolo fa in occasione della cerimonia del Milite Ignoto. Un documentario di 100 anni fa che ripercorre tutte le vicende del Milite Ignoto, dalla terribile scelta di Maria Bergamas al viaggio del treno fino a Roma con la tumulazione nell'altare della patria. Si intitola Le vie della gloria ed è un DVD prodotto dalla Cineteca del Friuli che contiene le immagini storiche di quel documentario, realizzato dalla Federazione Cinematografica Italiana e dall'Unione Fototecnici, e che domani sarà consegnato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Cineteca del Friuli ha realizzato il restauro a partire dai materiali della Cineteca Nazionale del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, con colonna sonora del pianista Mauro Colombis di origini pordenonesi. Alcuni minuti del filmato saranno presenti anche nel docufilm La scelta di Maria di Francesco Mincichè, che Rai dedicherà al centenario del Milite Ignoto e che in parte è stato girato proprio in Friuli Venezia Giulia. Il documentario originale Gloria, apoteosi del soldato ignoto, è stato in questi mesi proiettato in diverse parti d'Italia e ha uno spazio personale nella mostra permanente del Ministero della Difesa al Vittoriano. Con una cerimonia nel cimitero di Casars è stato ricordato il 46esimo anniversario della morte di Pierpaolo Pasolini, assassinato a Ostia il 2 novembre 1975. A portare i fiori sulla tomba dell'intellettuale il Comune e il Centro Studi, che si preparano a celebrarne il centenario della nascita il prossimo anno. Un mazzo di fiori sulla tomba dove riposa accanto alla madre da 46 anni, da quel 2 novembre del 1975, quando Pierpaolo Pasolini venne assassinato all'idroscalo di Ostia. Come ogni anno, Casars ha ricordato il suo concittadino più illustre con una breve ma toccante cerimonia. È un invito a cogliere l'occasione di questo anniversario, per quanto triste, per riprendere in mano i suoi testi, per rileggerli o per rivedere un suoi film e ogni volta capire il messaggio, capire la grandezza di questo immenso Pierpaolo Pasolini. In cimitero a risuonare sono state le parole di una poesia dello stesso Pasolini, una luce tratta da un appendice a una religione letta dal primo cittadino. So che una luce nel caos
di religione. Una luce di bene mi redime, il troppo amore nella disperazione. Anche il Centro Studi Pasolini ha commemorato l'intellettuale, lo farà anche nel weekend con un convegno. Parleremo in maniera anche spesso inedita di quello che è stato il rapporto letterario Pasolini-Gramsci. Il Centro Studi ancora una volta intende indagare su quello che è stato un rapporto tra due massimi intellettuali del nostro tempo. Intanto Casarsa si prepara a celebrare il centenario della nascita del poeta a marzo del prossimo anno. Stiamo definendo il calendario, sarà ovviamente un cartellone ricco, tra l'altro il nostro comune assieme al Centro Studi Pasolini è in una cordata proprio nazionale di enti importanti che onoreranno la sua figura. 2 residuati bellici sono stati segnalati dai cittadini in zone boscose di Tricesimo e di San Daniele del Friuli. Nel primo caso si tratta di una bomba a mano a forma di ananas, nel secondo caso di un proietto da mortaio risalente rispettivamente, presumibilmente, alla Seconda Guerra Mondiale e al primo conflitto. Le aree di rinvenimento sono state delimitate e messe in sicurezza in attesa dell'arrivo degli artificieri che faranno brillare gli ordigni. L'accesso principale alla chiesa di Feletto Umberto a Tavagnacco è stato interdetto temporaneamente per caduta di calcinacci ed elementi dal timpano superiore della facciata. Sul posto polizia locale vigile il fuoco, ha transennata la parte del sagrato, nessuna persona è rimasta ferita. Ladri nella canonica della parrocchia di Sant'Antonio Abate a Sedegliano. Ad accorgersene è stato il sacerdote Monsignor Giannino Fuccaro. I malviventi hanno danneggiato la porta d'ingresso sul retro e hanno frugato ovunque senza però riuscire a rubare alcunché. Il sacerdote infatti non conserva preziosi né contanti all'interno della canonica, restano i danni all'infisso. È successo ieri sera. Allarme intorno alle 2 di notte in via Diaz, in centro a Tarvisio, dove il distaccamento del vigile fuoco di Tarvisio è intervenuto per incendio della canna fumaria di un'abitazione in legno. Nessuna persona è rimasta ferita, ma i pompieri hanno dovuto lavorare a lungo fino alle 6 per aprire il tetto e per evitare che le fiamme si estendessero alle coperture e al resto della struttura. Sono state rimosse le parti in lamiera e polistirolo dal tetto e anche una parete interna. Il fuoco ha danneggiato pochi metri quadrati di tetto. La FFG Orchestra sta conquistando una posizione di sempre maggiore rilievo sia a livello nazionale che internazionale, non solo per la qualità delle esecuzioni ma anche per il numero di attività che riesce ad eseguire, con 70 concerti entro la fine del 2021. Primo appuntamento giovedì 4 novembre al Palamostre con il concerto Follie Sinfoniche. L'orchestra della regione Friuli-Venezia Giulia non è mai stata così attiva, con un cartellone che farà segnare il record di 70 concerti entro la fine dell'anno. Cominciamo dal 4 novembre presso il Palamostre, in cui ci sarà un concerto veramente folle, nel senso che abbiamo dei solisti e degli zigani che vengono appositamente per fare il concerto con noi, quindi un concerto che va benissimo anche per i giovani. E poi continuiamo con l'inaugurazione dei concerti di San Martino a Tolmezzo e così avanti con il concorso di Porcia. Siamo diventati praticamente l'orchestra di tutti i concorsi regionali. Via avanti ricordiamo la collaborazione con l'ERT. Nel corso della presentazione l'assessora regionale alla cultura Tiziana Gibelli ha voluto evidenziare quanto il percorso dell'orchestra regionale sia stato tortuoso e per questo ha voluto ringraziare il presidente Petiziolo, che si è dimostrato in grado di contenere i problemi legati alla gestione precedente, costituendo un nuovo progetto di altissima qualità e rilievo locale e internazionale. Nell'ultimo CDA abbiamo stabilizzato altri 12 musicisti, ovviamente dovremo fare i bandi, ma l'intenzione è questa, quindi arriviamo ad una quarantina di musicisti, ma nel corso dell'anno mi viene riferito che fra quelli che si aggiungono a seconda dei concerti abbiamo mobilitato circa 150 artisti, musicisti della nostra regione. Con il concerto del trombettista Theo Crocker ha preso il via a Sacile, il festival Il Volo del Jazz. Ha preso il via al Teatro Zancanaro a Sacile la 17ª edizione del Volo del Jazz, il festival organizzato dal Circolo Controtempo. L'esordio è stato affidato a Theo Crocker, trombettista e compositore statunitense già nominato ai Grammy Award al suo primo dei 3 concerti in Italia, passato, presente e futuro intrecciati in una trama ricca di groove tra jazz, soul, funk, electro, hip hop e world music.
un grande trombettista, un cantastorie, usa la tromba per raccontare e per parlare quello che è il mondo. Un lavoro nato anche questo durante il lockdown. Il volo prosegue venerdì 5 novembre con un altro protagonista della scena mondiale del jazz. Avremo Kurt Elling accompagnato da un'orchestra di 36 elementi con la partecipazione speciale tra l'altro di Glauco Venier al piano, un progetto unico anche questo per il volo del jazz. È un calendario molto molto complesso, ha tantissime proposte. Ritorna da questo venerdì alle 21 Tie Break, la trasmissione che ha divertito i friulani grazie ai personaggi interpretati da Caterina Tomasulo. Per questa seconda edizione c'è una sorpresa e oggi, proprio incontrata in centro a Udine, la stessa Catina ci ha svelato una piccola anticipazione. Andare a fare le interviste per la diretta. Uè, Cattine! Oddio, ciao! Alexis, cosa fai qua? Ma tu cosa fai? Io lavoro qui. Io sono venuta a Udine con quel microfono. Cosa Perché fai? scusa, ti ho brincato, No, devo dai, andare a io fare le non ero interviste. pronta. Ma come stai? Sto bene, tu anche, ti vedo benissimo. Che estate è stata? Io bene, Che tu? estate è stata, una bella estate, finalmente abbiamo ricominciato a lavorare all'esterno. Ho lavorato bene, non posso lamentarmi. Ecco. Non ti puoi neanche lamentare di come abbiamo lavorato, di come siamo state bene assieme con Tie Break. Sì, Tie Break è stato un bel successo, grazie anche a te. Però adesso facciamo un altro giro, sai, di Tie Break. Un altro giro? Un altro giro, perché sai che Tie Break l'abbiamo chiamato così perché col Tie si fa una pausa, no? C'è il coffee break, il tie break, il tea break e il tie break. Però stavolta cambiamo vino. Vino? Giro. Non ci sarai tu. Non ci sono io, ma con chi mi tradirà, Catina? Tradisco, ma non posso svelarti niente, ve lo svelerò giovedì alle 17, no? Quando Telefriuli presenta il nuovo palinsesto. Allora ti dirò, perché sai, già cominciavano a chiamarci le veline. Beh, non è male le veline. No, però poi ci toccava fidanzarsi con i calciatori, tutto un giro, quelle cose che fanno le veline. Io ormai non ho più l'età. Nemmeno io in realtà. Beh, insomma. Cattina, che piacere vederti, quindi giovedì scoprirò con chi mi hai tradito. Tutti, sì. Allora vi do appuntamento giovedì alle 17 su Telefriuli e vi svelo. Andiamo a fare le interviste, va? Ciao! Ciao, mandi. Ci si divertirà dunque con Cattine. Noi siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive dove in primo piano si parlerà del tecnico dell'Udinese Luca Gotti. La decisione sul suo futuro arriverà in base al risultato con il Sassuolo di domenica. Lo stesso accadde nel 2017 quando Del Neri era in bilico. Lui vinse e si salvò venendo però esonerato 3 giornate dopo. Se ne parlerà a Sport FVG. Grazie per l'attenzione, buona serata con Telefriuli.